La situazione sta peggiorando in ghetto. È da un pezzo con piccoli episodi, ma sta chiaramente peggiorando, ma sta peggiorando in tutta Italia. Lo sentono di più a Milano e a Roma ovviamente, Venezia è una città di solito tranquilla, ma anche qui qualcosa si sta muovendo da un pezzo. Dalla scolaresca che si fa fotografare facendo il saluto romano davanti al monumento agli assassinati nei campi di sterminio, all'uomo di mezza età che insulta per strada il rabbino o a quello che porta il cane a fare i bisogni sui gradini d'ingresso della sinagoga, anche la quotidianità del ghetto di Venezia è sempre più caratterizzata da episodi di antisemitismo che hanno fatto alzare alla Digos il livello di attenzione. Come nell'ultimo anno è accaduto anche nel resto della città, dall'aggressione verbale a un giovane ebreo in campo San Geremia a quel vi cercheremo casa per casa scritto con la vernice sul muro del galoppatoio del Lido. Io sento il clima di una Berlino anni 30. Perché? Perché mancano le scritte sulle vetrine dei negozi con qui non entra l'ebreo, ma lo abbiamo vissuto negli alberghi, nei ristoranti, a Napoli, dove israeliani che sono cittadini normali, probabilmente dell'opposizione a Netanyahu, nessuno gli ha chiesto da che parte stavano, cacciati. A un campeggio in Tirolo vengono cacciati due che hanno passaporto israeliano. Sono ebrei semplicemente, forse non sono neanche ebrei, forse sono cristiani. Il conflitto a Gaza ha scatenato una serie di azioni razziste sulle strade e nei social, in un calderone che con la superficialità classica dei luoghi comuni non è nemmeno in grado di distinguere tra ebreo e israeliano e mette tutti sul banco degli imputati. Al ghetto non si capisce davvero che correlazione possa avere una comunità eterogenea per opinioni e storie personali come quella ebraica veneziana con il governo in carica dello Stato di Israele. E perché questa dovrebbe rispondere con una voce sola degli atti presi dal presidente di uno Stato estero, in cui tra parentesi un residente su 4 non è neanche di religione ebraica. Noi siamo cittadini italiani e ci possiamo esprimere sulla politica italiana e ci sentiamo in dovere di farlo come tutti gli altri cittadini italiani, né più e né meno, ma non sulla politica estera. Io non ho mai chiesto ai cittadini russi in Europa di dissociarsi da Putin e da quello che sta facendo il governo russo. Io non ho mai chiesto agli arabi o ai musulmani d'Europa di dissociarsi da Hamas, ad esempio.